Oggi possiamo dire che Bivona, oltre ad essere conosciuta come la città della cultura, come la città delle pesche, sarà conosciuta come la città della musica. Proprio così il piccolo centro montano si arricchisce di una nuova realtà. Nasce la scuola di musica Gaspare Lonigro collegata al Conservatorio Bellini di Palermo. Ecco la cerimonia di battesimo, la location è quella dell'atrio comunale di Bivona. Loro sono già musicisti formati e affermati, rappresentano il modello per gli allievi che vorranno intraprendere il nuovo corso di studi. I ragazzi avranno la possibilità di studiare per i primi 7 anni del conservatorio a Bivona, quindi il conservatorio delega la nostra associazione, nella fattispecie è la scuola di musica Gaspare Lonigro, delega ad avviare questi ragazzi alla preparazione dei percorsi preaccademici, che sono quelli precedenti con la nuova riforma, per andare a studiare poi l'accademico nel conservatorio a tutti gli effetti. Quindi diciamo che la struttura non è una semplice iniziativa, ma un forte radicamento scolastico, istituzionale all'interno di questa comunità, che nel tempo ha avuto il desiderio di spingersi in questa direzione. È un'occasione che noi abbiamo molto apprezzato fin dall'inizio, quando ci hanno prospettato questa idea di appunto sponsorizzare, collaborare dal punto di vista didattico con questa scuola di Bivona. Mi pare che le premesse ci siano tutte, anche la giornata odierna mi sembra una festa veramente molto partecipata, quindi speriamo che questo possa dare dei frutti in futuro anche per noi conservatorio, a cui interessa principalmente diffondere la cultura musicale nella regione e creare nuovi vivai che in futuro potrebbero anche intraprendere la carriera professionale in conservatorio. Un ruolo fondamentale per l'avvio di questo nuovo indirizzo formativo l'ha avuto l'amministrazione comunale di Bivona, con in testa il sindaco Giovanni Panepinto. Il merito è dell'ACM, di questa associazione che assieme al comune, alle 2 istituzioni scolastiche locali, l'Istituto Comprensivo e gli istituti superiori, i 2 presidi, assieme io ringrazio il direttore del Conservatorio di Palermo, firmato questa convenzione. Noi metteremo a disposizione locali, l'ACM, che sostanzialmente assieme alle altre istituzioni coinvolte dà vita alla scuola Gaspare Lonigro, che è stato un francescano compositore che negli anni 70 ha portato in maniera forte e determinante la cultura musicale in questo territorio, essendo lui rettore dell'Oasi francescana di Bivona. Quindi oggi sostanzialmente si avvia questa attività e si amplia l'attività formativa con i nostri 9 indirizzi scolastici, penultimo era il Alberghiero, l'ultimo l'odontotecnico, con lo storico indirizzo classico che nasce nel 1863. Oggi si ha questa ulteriore offerta che vedrà i ragazzi dai 10 ai 18 anni poter imparare tutto quello che didatticamente è previsto dal conservatorio e fare qui gli esami, poi per passare dai 18 anni in avanti, tra virgolette, all'università conservatorio. Con l'auditorium di Santa Chiara, con la sala di incisione abbiamo realizzato qualche anno fa, diamo degli supporti a questa iniziativa, che considero un'iniziativa molto importante, anche perché si valorizza complessivamente quello che in questo paese, in questo territorio, nelle aree interne, ma credo ormai un po' ovunque, sia questo approccio con la musica, non solo di chi suona in forma di dilettantesca e per passione, ma anche chi della musica, della sua passione, della propria arte, ne fa una professione. In un momento di grande difficoltà, di crisi, sia per il polo universitario di Agrigento che per il Toscanini di Ribera, questa novità qui a Bivona cosa significa? Significa che, così come personalmente, ma anche la mia parte politica ha difeso le ragioni del Toscanini di Ribera, così come l'offerta formativa del Consorzio Universitario di Agrigento del CUPA, significa che dobbiamo scommettere su quello che è il grande tema, sui giovani, sulla ricerca, sull'educazione scolastica, sull'offerta formativa vera. Questi sono i temi su cui puntiamo ed è chiaro che c'è una difficoltà economica, ma io credo che alla fine la cosa più importante, vera, sia quella a credere nei progetti, e le risorse in qualche maniera arrivano. Anche la soluzione trovata al Toscanini di Ribera è un segnale forte e determinante in tal senso.
Si amplia l'offerta formativa, si aprono nuovi orizzonti per gli alunni del territorio. Sì, certamente è una ricchezza, è una novità ed è un'esperienza che ci ha coinvolti con tutto il nostro entusiasmo e ne siamo felici. Io devo chiaramente ringraziare tutte le compagini che hanno fatto parte di questo protocollo d'intesa, ma soprattutto il professore Cutrò, che è stato il primo fautore di questo protocollo d'intesa, che si è mosso e ha proprio permeato questo progetto di quello che è il suo vero credo, che è una vita per la musica. La scuola ha bisogno di ampliare la sua offerta formativa, ha bisogno di avere a che fare con tutte le intelligenze multiple che Gardner appunto definisce in maniera variegata, e la musica è uno dei linguaggi migliori che può far esprimere al meglio i nostri ragazzi, che peraltro devo dire all'Istituto Comprensivo e soprattutto Scuola Media di Bivona sono particolarmente bravi, perché di ieri la notizia hanno vinto il primo premio ad un concorso musicale, per cui per noi sono un fiore all'occhiello, un vanto, ma soprattutto è un modo di esprimere loro stessi che soddisfa loro e inorgoglisce noi. Ogni volta che vi sono persone come il maestro Cutrò e il dottore Vella, io dico per i giovani nasce sempre un nuovo sole, cioè un'opportunità in più che consente a questi ragazzi legittimamente di poter sognare, consente a questi ragazzi, voglio dire, di guardare anche verso l'alto, perché la musica è tra le arti quella che più eleva l'animo dell'uomo, è quello che più, diciamo, spinge le intelligenze a fermare ricordi, esperienze che poi vengono richiamate sempre dalla canzone, vengono richiamate da un canto, vengono richiamate da una melodia. Fra tutte le arti, la musica, la pittura, eccetera, sicuramente l'arte della musica è la più antica e primordiale, perché proprio con un suono, con il suono della parola, ebbero inizio tutte le cose. Yamaha pronta a sostenere questo progetto? Assolutamente sì, Yamaha ha nel suo DNA l'attivazione di progetti didattici, orchestre scolastiche, abbiamo all'attivo quasi 40 orchestre scolastiche su tutto il territorio italiano e con svariati altri progetti abbiamo all'attivo quasi 3.000 allievi che studiano col progetto Yamaha, con la didattica Yamaha. È una novità assoluta per quello che è, diciamo, il metodo tradizionale, perché noi affrontiamo la musica dalla musica, noi partiamo dalla musica per arrivare alla teoria. Il metodo tradizionale è un po' l'opposto, parte dalla teoria per arrivare alla musica, ma se parliamo di musica noi dobbiamo fare musica dal primo giorno, dalla prima lezione, e col progetto Yamaha Orchestrando facciamo questo, facciamo musica dal primo minuto, dalla primissima lezione, e i ragazzi qui ne sono proprio i protagonisti poi di tutto il progetto. Cosa fa concretamente Yamaha per sostenere gli aspiranti musicisti? Ma fin dal suo DNA, come diceva il mio collega, la Yamaha ha creato anche una fondazione che si chiama Yamaha Music Foundation, proprio per raggiungere i più giovani con la musica, per poter anche esprimere se stesse. Quindi comunque sosteniamo le scuole dando anche proprio fisicamente la tastiera o lo strumento per poter poi suonare e poter dare l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi alla musica, anche perché suonare insieme li aiuta poi anche a esprimere se stessi insieme, quindi a collaborare, è un momento anche di scambio culturale, quindi la musica è espressione di se stessi e con questo progetto si può fare insieme anche ad altre persone. Ma è anche un investimento per avere un ritorno. Beh, chiaramente Yamaha sicuramente è un'azienda che deve guardare anche il suo business, però proprio perché guardiamo anche il business andiamo all'origine, quindi prendiamo i ragazzi e li portiamo con l'istruzione ad avvicinarsi alla musica per avere poi i professionisti del domani. Questa iniziativa può rappresentare anche un volano per l'economia, dare linfa al territorio dal punto di vista del movimento economico. Guardi, noi abbiamo lavorato, non voglio tediarvi più di tanto, su un progetto complessivo e questo è una parte di questo progetto. Ovviamente non siamo noi soli gli artefici e i protagonisti, ma c'è il coinvolgimento delle associazioni, la CM Oggi, qualche giorno fa Vivi Bivona, l'associazione di produttori olivicoli,
hanno guidato una delegazione inglese perché possa arrivare qua un pezzo di turismo particolare, quelli che vengono a raccogliersi le olive per gustare il nostro olio. Legato anche a una piscina che entrerà in funzione tra qualche mese, legato anche a un finanziamento relativo alla costruzione di ulteriore edilizia scolastica. Poi è chiaro che io 10 minuti fa ho salutato il docente che oggi teneva lezione al master di secondo livello del polo didattico sullo sviluppo locale e l'energia, un progetto che presenteremo di qua a qualche settimana, spero anche alla presenza di un sottosegretario del governo Renzi, oltre all'onorevole Moscat, perché abbiamo recuperato le risorse del corso di laurea in scienze forestali, 2 milioni di euro sono già impegnati per realizzare 54 posti letto, 54 camere per ricercatori, un laboratorio che costerà 700.000 euro sull'energia, nei due grandi temi che sono i temi attuali, sviluppo locale ed energia e produzione di energia. Sostanzialmente lavoriamo con atti concreti, con il tempo che serve per fare le cose, per fare di questa comunità quello che è sempre stato un punto di riferimento complessivo per tutto il territorio, arricchendo non solo l'offerta scolastica e formativa, ma anche un'idea che con i moderni sistemi telematici, con i collegamenti possibili, riusciamo anche a superare un deficit molto forte che è quello viario, pur avendo un progetto esecutivo per la Maremonte finalmente, avendo un progetto esecutivo per chiudere una vecchia storia sulla Bivona Palazzo Adriano, credo che questa la chiudiamo nel più breve tempo possibile, con un altro progetto che riguarda il recupero di pezzi del centro storico, quindi di edifici obsoleti, per farne stanze e attività per l'attrazione turistica, perché comunque Bivona è la sede del quinto parco naturalistico, pare che dovremmo risolvere, ripubblicare il decreto, però di fatto la realtà è questa, una realtà composita, fatto di iniziative che sono sviluppate in questi anni. Io dico, negli ultimi 7 anni stiamo costruendo un pezzo del futuro, un pezzo importante del futuro. Quella di oggi è una bella pagina, anche accompagnata da belle note musicali. Noi cercheremo di avviare dei percorsi che possano portare veramente tanta gente a Bivona, perché c'è una vivacità dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale, che va valorizzata, e quindi su questo che noi stiamo puntando, anche su un turismo che sia di qualità. Non dobbiamo dimenticare che Bivona sarà sede del Parco dei Mentesicani, ora sarà fatto il decreto istitutivo, e quindi tutte queste cose messe assieme creano veramente un punto di attrazione per quanto riguarda questa comunità e questo importante territorio.